avete visto anche gli ultimi dati, Genova va abbastanza bene. Come governance delle principali iniziative infrastrutturali la situazione è un po' più critica, è un problema che colpisce Genova in generale, la Liguria. La Liguria è una regione piccola con opere molto grandi, è per un fatto geografico, quindi questo pone dei problemi di scala proprio nella governance, cioè c'è una pressione su porto, comune, regione non indifferente, perché dovendo interagire con poteri centrali, poteri europei, tutto è reso un po' più complicato. Questa è un po' la sfida di fondo. Quello che viene a prendere è un sistema portuale che è una sorta di Ferrari dei porti del Mediterraneo, in un certo senso. La vera sfida adesso è con il Nord Europa. Beh, non so se è solo con il Nord Europa, anche nel Mediterraneo c'è una bella competizione, diciamo. Noi non è l'unico porto o sistema portuale. Certo, con Savona siamo certamente uno dei principali scali del Mediterraneo. Per tutti gli scali del Mediterraneo c'è un problema di competizione leale col Nord Europa e lì dovremo farci valere. Infrastrutture, Terzo Valico, ma anche ferrovia che a Genova è indietro rispetto agli altri porti. Le ferrovie, diciamo, sono un problema sia dentro il porto, sia nel navettamento con i retroporti, sia col Terzo Valico, sia con la chiusura del corridoio fino alla Svizzera e poi al centro Europa. Lì ci sono criticità endemiche al sistema delle opere pubbliche italiano, come fallimenti, come ritardi nella progettazione, nell'aggiudicazione. Su quello dovremo lavorarci molto. Se la scelta del segretario generale Conta di aprire? Il primo dossier, guardi, è un anno che lavoro, questo per me è un rinnovo più che una nomina, perché è durato talmente tanto che i dossier li conoscete tutti. È il primo. Diciamo No, ma abbiamo le gare aperte per la nuova Darsena, abbiamo le concessioni dei terminalisti, abbiamo la torre piloti, ma no, c'è l'imbarazzo della scelta. Per la scelta del segretario generale si attende la circolare che potrebbe imporre un bando da parte dell'autorità portuale per la selezione o comunque quali criteri intende utilizzare? Ma io il bando che venga imposto, no, il board è una cosa, il segretario è un'altra. Per il segretario generale, come si è visto con i presidenti, sono stati fatti tutti i candidati, anche gli altri candidati di Genova erano di grande spessore, quindi io non ho molta paura, indipendentemente dalla procedura, sulle qualità delle persone che verranno nominate. Sarà una persona sicuramente di esperienza e qualità. Sceglierà in autonomia? Riuscirà a evitare pressioni della politica o dei terminalisti su questo? Io sento tutti e poi la proposta è mia. Quindi. Diciamo cambia che il padre della riforma è il ministro Del Rio. Chiaramente ogni discontinuità di governo impone un momento di rodaggio, il subentro di una nuova squadra. Al Ministero ovviamente ci sono strutture tecniche che conoscono la riforma nel dettaglio, quindi da questo punto di vista non è che manchi un interlocutore, ma un ministro autorevole come Del Rio certamente io spero che resti. Ecco, tornando alle nomine, ai board, ai comitati di gestione, anche in questo caso quali saranno i criteri? Si riuscirà diciamo così, a seguire le indicazioni che anche in questo caso dovrebbero arrivare dal Ministero, evitando per esempio pensionati o comunque quelli che non hanno requisiti secondo le nuove disposizioni del governo? I requisiti li stabilisce la legge, quindi da questo punto di vista non abbiamo bisogno di ulteriori indicazioni. Li stabilisce la legge, quelli sono, ripeto, io non ho timori che né per i componenti del board né per il segretario generale dobbiamo avere a che fare con candidature inadeguate. Il rapporto con Savona, lei teme che possano esserci difficoltà a integrare realmente i due porti? No,
sarà un lavoro non facilissimo proprio dal punto di vista tecnico, amministrativo, bilancistico, perché è pur sempre una fusione tra due enti, perché nelle SPA è un po' più facile, tra enti ci sono dei vincoli normativi un po' più complessi, però è una fusione che certamente realizzeremo e penso che possano anche esserci opportunità dal punto di vista della complementarietà dei due scali o anche una certa flessibilità che potremo avere sui vari servizi, che siano merci, crociere, quindi anche su questo spero che sapremo cogliere l'opportunità. Presidente, avrebbe preferito che al porto di Genova e di Savona fosse unito anche quello di Spezia? Per completare... Sono due bacini oggettivamente un po' diversi. Dal punto di vista della Liguria, ovviamente sarebbe stata un'integrazione ancora più solida, però oggettivamente penso che non abbia sbagliato il piano della portualità elaborato dal governo nell'individuare due sistemi diversi, anche come retroporti e collegamenti poi con il nord Italia. Per Fermamerca ci può essere competizione tra Genova e Savona? Allora, Rotterdam prevede di raddoppiare la sua capacità. Se noi vediamo problemi nell'unire Savona a Genova vuol dire che siamo partiti malino. Senta, scriverà subito agli enti locali per avere i nomi del board. Scusi, domani lei si presenta a Savona anche. Da Savona però dovrebbe partire da inizio gennaio, giusto il mandato? Lei si presenta come presidente già anche per Savona o con che incarico? E quindi non c'è proroga per... Questo è un fatto di allineamento tecnico delle date. Tenete conto che siamo il 5-6 dicembre, comunque siamo oramai alla fine anche di quell'ipotetico periodo, quindi il problema non sussiste. Il lavoro di Pettorino come è stato in questo anno abbondante? Bravissimo, Pettorino aveva un doppio lavoro, e non era un doppio lavoro qualsiasi, perché fare il comandante del porto di Genova ha un impatto operativo non da poco. Ha tenuto l'autorità portuale per più di un anno, non ha mai ceduto a pressioni, stanchezze, nervosismo, direi che va veramente ringraziato. Quale potrebbe essere la maggiore complessità della fusione tra Genova e Savona? L'amministrazione pubblica italiana che riesce ad allungare procedure anche quando magari sono più semplici, ma non vedo grandissimi problemi. Io adesso mi dedicherò al mio incarico, che è quello di comandante del porto e comandante regionale della Guardia Costiera. Ho la responsabilità degli uffici della Guardia Costiera che vanno da Ventimiglia a Bocca di Magra, sono 30 uffici, circa 900 persone. Inoltre, come Capitaneria di Porto, operiamo lungo i 330 km della costa ligure e sui 15.000 km quadrati di mare che si stendono davanti alle coste ligure, quindi credo che sia abbastanza come lavoro importante. Ovviamente, essendo anche il comandante del porto di Genova, avremo l'opportunità di partecipare ai comitati di gestione e quindi continueremo a interessarci del porto negli aspetti in particolare di safety e security, che sono quelli di stretta competenza dell'autorità marittima. Sarà lei nel comitato di gestione? Sono in corso intanto anche da parte nostra degli approfondimenti sulla figura del rappresentante, perché chi si terrà nel comitato di gestione e avrà diritto di voto per quanto riguarda l'autorità marittima, il voto sarà unico, ma potrà parteciparvi anche il comandante del porto di Savona per gli affari interessanti il porto di Savona e di Vado. Ovviamente stiamo valutando la figura più opportuna da inserire nel comitato. Oggi passaggio di consegna all'autorità portuale di Genova col nuovo presidente dell'autorità di sistema di Genova e Savona, che subentra al comandante Pettorino,
e credo che sia un momento importante per lo sviluppo e il rilancio appunto di un sistema portuale che sarà pienamente operativo nuovamente dal 2017, su cui Regione Liguria investe molte sue attenzioni, tant'è vero che ha deciso, come posso dire, di dare l'intesa su un presidente che era fino a ieri il segretario generale della Regione, Signorini, che ha dimostrato in questo anno una capacità non comune nell'affrontare problemi soprattutto a livello infrastrutturale. Quindi una grande fiducia alla nuova autorità di sistema, soprattutto nella gestione, e ora speriamo che gli enti locali tutti ci mettano poco tempo a nominare i loro membri, perché col mese di gennaio si possa finalmente procedere a quella revisione anche di piani di investimenti e a utilizzare quelle risorse inutilizzate che giacciono nelle casse delle autorità portuali per riprendere un piano di investimenti ormai fermo nel porto di Genova da circa 5 anni.